il reggente in questo momento chi sarà? Cioè, si terrà in mano la cosa del segretario Salvini oppure potrebbe esserci anche un Mario Conte? Ma questo potrebbe essere un auspicio per noi, certamente persona equilibrata, persona vicina al movimento che ha dato i risultati che ha dato. Il sindaco di Treviso commissario della Lega in Veneto fino al prossimo congresso. Potrebbe essere questo lo scenario del dopo Fontana per la voce storica ancora molto autorevole sia all'interno che all'esterno del partito che è Giampaolo Gobbo, che commenta così l'annuncio che peraltro ha spiazzato anche il governatore Luca Zaia. Stiamo purtroppo vedendo sempre questi continui, sussurri dove si parla di due leghe in Veneto. Un segnale importante soprattutto ai militanti e sostenitori del governatore del Veneto e contro quello che molti definiscono lo strapotere dei lombardi. Ma io non credo ci sia un accentramento del potere di Salvini o che ci sia uno strapotere di Luca Zaia. Io vedo invece che sta funzionando, funziona bene. Passaggio che secondo molti Salvini temerebbe, considerando l'asse che pare si stia saldando sempre più tra Zaia e Giorgetti. Congresso che sancirà il passaggio dalla vecchia alla nuova Lega. Io credo che chi vorrà effettivamente poi confrontarsi e gestire il partito e per la gestione del partito si candiderà e là si vedrà. Nell'attesa dell'addio definitivo di Fontana si parla di nomi nuovi per la guida della Liga Veneta o di un possibile ritorno di Toni Darè, anche se la riflessione di Gobbo porterebbe inevitabilmente un solo nome come possibile commissario. Ricordo che ci sono 3 membri nel direttivo della Lega Salvini Premier, che sono Luca Zaia naturalmente, poi c'è il nostro Mario Conte e c'è Lorenzo Fontana, per cui credo che questi siano praticamente coloro che poi verificheranno anche la possibilità del nuovo nome.